Si chiude un'epoca molto importante per il Veneto, oggi si riparte per fare possibilmente di più, per cercare di dare risposte migliori ai territori. A dirlo il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, piacentino doc, chiamato per lanciare la campagna elettorale dei 5 bellunesi in corsa per uno scranno a Palazzo Ferrofini, sotto l'egida della fiamma tricolore, simbolo dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia è impegnata con tutta la sua classe dirigente, che è una classe dirigente profonda, a partire da quella di Belluno, per cercare di dare un futuro anche e soprattutto alle nuove generazioni, anche e soprattutto in aree come quelle montane, dove lo spopolamento rischia di diventare un grande problema per il futuro, per il mantenimento di quelle zone e soprattutto per il benessere di quelle zone. E quindi lotta allo spopolamento, casa, sanità, concessioni idroelettriche, specificità, i temi cruciali della campagna elettorale di Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale, Milena De Zanetta, ex sindaca di Limana, Dario Bond, presidente del Fondo Comuni Confinanti, Alessandro Farina, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Rosso, e Silvia Calligaro, sindaca di Vigo di Cadore e vicepresidente della provincia di Belluno. Una squadra forte e rappresentativa dei territori, l'ha definita il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. E auspichiamo di mettere a disposizione la grande esperienza dei 5 candidati, perché noi abbiamo scelto candidati che avessero già lavorato pragmaticamente e che fossero pronti ad affrontare una sfida, quella del dopo Zaia, che vedrà tutti i partiti, ma soprattutto tutti i consiglieri molto più protagonisti, sia in giunta, per quelli che avranno modo di andare in giunta. Io mi auguro che ci sia un assessore di Fratelli d'Italia, per questo lavorerò, di Belluno, ma sia in consiglio, perché il ruolo della politica, quella con la P maiuscola, cambierà molto, non sarà più un uomo solo al comando. Il consenso come punto di partenza, quelle che il ministro Foti definisce le Olimpiadi della politica, attese per il 23 e 24 novembre e che sono viste come vero banco di prova anche per l'autonomia che Belluno rivendica sin dall'esito del referendum del 2017, tenuto in concomitanza con la consultazione consultiva regionale. Sicuramente occorre dare a questa provincia, che è stretta tra due regioni a statuto speciale, una possibilità concreta di poter competere. Peraltro ha un grosso vantaggio, e cioè ha un vantaggio di avere indubbiamente una montagna che è altamente competitiva